Cavalli di 4 anni, 2 ritiri, Zingaro Gadde, Zarina York, sono 8 al via, Zoles, Zapalamik, Zaira dei Veltri, Zinder dei Greppi, Zarina d'Amore, seconda linea Zalica, Zonda K e Zico Bye Bye. I favori del pronostico sono per Zarina d'Amore numero 6, Antonio Greppi in sediolo, alternativa principale individuata in Zonda K, macchina che lascia andare i concorrenti, in partenza veloce Zaira dei Veltri nei confronti Numero di 2 Zarina d'Amore, ha Zapalamik, sbagliato Zapalamik. squalificato. In vantaggio vedremo ora Zarina d'Amore che insiste, va su Zaira dei Veltri, li impegna. 200 iniziali molto sostenuti in 14,6. Zarina d'Amore deve spendere e alla fine passa Numero su Zaira 8 dei Veltri. Zalica, La squalifica invece squalificato. per Zalica. E siamo così al completamento dei 400 in 28,8. In vantaggio dunque Zarina d'Amore nei confronti di Zaira dei Veltri. In terza posizione c'è Zoles che precede Zonda K e Zico Bye Bye. 600 iniziali in 44,8. Cerca di moderare ora Antonio Greppi dopo lo strappo molto violento nei primi 200 metri soprattutto. E al passaggio davanti alle tribune, tutti in fila indiana alle spalle di Zarina d'Amore che completa in 1 minuto e 2 decimi il giro. Zaira dei Veltri si mantiene lì in scia, poi Zoles. Intanto ha spostato Zonda K. Zonda K progredisce e siamo al chilometro in 1:15,9 con Zonda K che avanza all'esterno. Raggiunge Zaira dei Veltri che accenna a spostare a sua volta. 400 poco più alla conclusione, ora ha superato il paletto dei 400 finali con una parziale in 14,8. Intanto si muove anche Zinder dei Greppi che viene in terza ruota sulla curva finale quando Zonda Cup non riesce a dare consistenza alla propria azione. In vantaggio si presenta Zarina d'Amore nei confronti di Zaira dei Veltri che attacca. Ultimi 100 di gara, Zarina d'Amore attaccata e superata nel finale da Zaira dei Veltri che Numero passa 5 e chiude nel Zinder finale. dei Greppi, Terzo posto per squalificato. Zonda Cup, mentre ha sbagliato Zinder dei Greppi. 1:14,8 con 29,5 a chiudere, 14,4 la retta d'arrivo, la vittoria per Zaira dei Veltri, Edoardo Baldi al Salchi e al training. Zaira dei Veltri vince davvero molto bene, fa spendere in partenza Zarina d'Amore, poi in arrivo si ripropone al suo esterno e passa agevolmente ai 100 finali, lasciando a un paio di lunghezze l'avversaria. Mentre per il terzo emerge Zonda K anche per l'errore di Zinder dei Greppi, mentre ha ceduto Zoles.